alleluia. Alleluia, Osanna al nostro meraviglioso Re. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira con la melodia della cena, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto. Io grido di gioia per le opere delle tue mani. Vogliamo ancora gridare al Signore, vogliamo innalzare colui che fa opere meravigliose per Lui. Ti ringraziamo, Padre, per tutto ciò che tu fai nelle nostre vite. E vogliamo lodarti, Signore, vogliamo innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. Alleluia, manifesta la tua gloria ancora in questa sera, Signore. Scenda la tua presenza, Signore, nel nostro mezzo, alleluia.
gioia non è in quello che ne possediamo, ma quello che il nostro cuore ancora in questo momento sta sentendo, che è la presenza di Dio. Quella è la vera ricchezza, fratello mio, sorella mia. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e invece del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti, nei suoi cortili con loro, celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Signore mio, ancora in questo momento vogliamo entrare, oh Padre, nei tuoi cortili. Vogliamo venire, oh Padre, alla tua presenza, Signore, con l'adorazione, perché come è scritto nella tua parola tu cerchi i veri adoratori che ti sappiano adorare in spirito e in verità. E noi vogliamo adorarti, Signore, con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. E che questa adorazione, Padre, possa salire davanti al tuo trono di grazia, Signore. I cieli si aprono, Signore, la tua presenza, Padre, possa scendere nel nostro mezzo. Abbassa la tua parola di gloria, Signore. E opera, Padre, nel nostro mezzo, nel nome di Gesù Cristo. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo la tua presenza, Signore. Non possiamo stare, oh Padre, lontano dalla tua presenza nemmeno un minuto, Signore. Adoralo, adoralo. Oh, Gesù, alleluia. Adora la sua presenza, e mentre lo adori, alleluia, il Signore ti guarisce, alleluia, il Signore ti dà forza, il Signore ti rialza mentre lo adori, adoralo, alleluia. Oh, thank you, Jesus. Ti adoro, Gesù, alleluia. Che dal Dio. Voglio che tu
certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi, dice il salmista. Fratello mio, sorella mia, noi siamo nella terra dei viventi, e se tu sei certo e sicuro che stai sperimentando la bontà dell'Eterno in questo momento, questa è la serata giusta. Alleluia. Adoralo. Grazie papà. Adoralo, perché la sua presenza in questo luogo, fratello mio, sorella mia, e anche tu che ci sei in casa, dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà, lì c'è guarigione, lì c'è salvezza, e questa sera il Signore è ovunque è innalzato il suo nome, ovunque la sua parola viene predicata, lì è la sua presenza, e il Signore ancora questa sera ci onora, ma Lui vuole che noi lo adoriamo. Adoralo, piega il tuo cuore davanti alla sua presenza, alza il tuo capo, perché da là al monte verrà il suo aiuto. Sì, alza i tuoi occhi al cielo, perché Egli è lì ed è pronto a stendere la sua potente mano su di te. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo la tua maestà, Signore. Non riesco
Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Se per qualche motivo qualsiasi hai smarrito la strada, questa sera la ritroverai, perché il Signore della gloria è nel nostro mezzo. Amen. Sei meraviglioso, Signore. Non ci stancheremo mai, oh Padre, di adorarti, di ringraziarti, Signore. Il nostro cuore, Signore, è ricolmo di gioia in questo momento. Eravamo stanchi, Signore, siamo entrati in questo locale stanchi di una giornata dura, pesante, ma abbiamo preso nuove forze, Signore. Tu ci hai rinvigoriti, Signore, tu ci hai rialzati, Signore, tu ci hai fortificati, Signore, e noi vogliamo ringraziarti, Signore. Non c'è tempo più bello, Padre, in questo momento di stare a tua presenza. È qualcosa di meraviglioso, Signore, è qualcosa di inspiegabile, Signore. Bisogna sperimentare la tua presenza, Signore. Io ti prego, Padre, per coloro che non ti conoscono, per coloro che conoscono ancora un Gesù morto, che possono sperimentare la vera vita che è in Cristo Gesù, alleluia. E ancora in questo momento, Padre, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti per la dottoressa Canfora che chiede preghiera. Signore, stendi la tua mano affinché tu possa operare e manifestare la tua gloria ancora su questa dottoressa. Patrizia per salvezza e guarigione. Preghiamo ancora per Vincenzo, per l'esame che dovrà fare giovedì. Signore, stendi la tua mano che possa trovare il favore anche davanti agli uomini. Vogliamo pregarti ancora per Chiara, che chiede preghiera per tiroide. Signore, stendi la tua mano potente. Gabriele, Naomi e Giulia davanti a te per guarigione completa. Il piccolo Emanuele per febbre. Ancora vogliamo pregarti per la famiglia Petrella. Signore, stendi la tua mano su questo lutto, Signore, che hanno ricevuto. Padre, tu sei il balsamo, Signore, di ogni ferita. Vogliamo pregarti ancora per il piccolo Leonardo, Signore, questa malattia rara sicchi nel nome di Gesù Cristo. E ancora non vogliamo dimenticarci, Signore, di Camillo, di Andrea, di quanti di loro ancora sono nella sofferenza e nell'afflizione. Signore, stendi la tua mano, Signore, che possa tu operare nel nome di Gesù. E ancora gli ospedali, le case famiglie, le carceri, gli orfanotrofi, Signore, oh Padre, ti preghiamo che la tua parola possa penetrare in questi cuori e possa portare refrigerio e salvezza, Signore. E ancora in questo momento, Signore, ti ringraziamo per la tua presenza e ti preghiamo ancora che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso la tua santa e meravigliosa parola. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, ma soprattutto che i nostri cuori si aprono affinché riceviamo questo messaggio che scenderà, Signore. E a te, oh Padre, diamo tutta la gloria e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto l'Eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo, fratello, voleva testimoniare. Stavo dimenticando. Stare alla presenza di Dio è qualcosa di meraviglioso. È indescrivibile. Alleluia, pace a tutti. Non è una testimonianza, ma è una visione che ho avuto quando stavo venendo in chiesa. Mentre stavamo venendo io, mia moglie e i bimbi, la nonna, stavamo quasi a Mondragone e c'era un po' di traffico. All'improvviso c'era un sole che ha accettato un attimo la mia vista, quindi per forza ho dovuto chiudere un attimo gli occhi, però stavamo nel traffico, cioè stavamo fermi. E quando ho chiuso gli occhi ho visto questa visione. Ho visto un uomo che non ve lo posso descrivere a parole, però ho visto questo uomo che ci guardava da una nuvola, era seduto su questa nuvola e ci guardava. E quando poi ci ha guardato ha steso la sua mano verso di noi. E mentre stendeva la sua mano, questa mano si allungava sempre di più. E il Signore poi ha messo questo versetto nel mio cuore. In Isaia 59 dice: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, e il suo orecchio troppo lungo per udire. E credo che se il Signore ci fa vedere questo, credo che questa sera Dio è qui, perché la sua parola lo attesta, lo dice, sentiamo la sua presenza, e credo che Dio vuole fare qualcosa di grande nella tua vita. Dio ti benedica.
Allora, se c'è ancora qualcuno che vuole testimoniare la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Vogliamo prendere l'offerta? Vogliamo anche pregare per l'offerta. Alleluia. Signore Dio Padre Santo, ti ringraziamo ancora per questa offerta, Signore. Grazie ancora per l'opportunità che tu ci doni, Signore, di poter dare l'avanzamento del tuo regno, Signore. Ti preghiamo, Signore, benedici il tuo popolo, la verità, prenditi cura, Padre, e tieni al bisogno, Signore. E a te diamo tutta la gloria e la gloria, e in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Noi confidiamo in te, Signore, alleluia. E sappiamo ancora che questa sera, Padre, tu parlerai ai nostri cuori. Vogliamo invitare il fratello e ascoltare ciò che ha messo nel suo cuore. Amen. Alleluia, pace a tutti. Come diceva il fratello Lello, per noi è una gioia essere qui, perché è qui che noi riceviamo nuove forze, fratelli cari. Amen. Quindi penso che tutti noi siamo qui perché sappiamo di ricevere qualcosa di particolare. Già stiamo ricevendo tanto, però riceveremo ancora attraverso la meditazione della sua parola meravigliosa, anche se è una parola, ve lo dico primo al quinto, che sarà una parola un po' particolare, perdonatemi, però è quella che il Signore ha messo nel mio cuore e io la voglio condividere con voi, anche se diciamo sembra nella prima parte molto tosta, però sapete, la parola di Dio arriva sempre poi alla fine per consolarci, perché poi è quello che il Signore vuole da tutti noi. Quindi vogliamo, fratelli cari, prendere la parola di Dio dal profeta Abacu, dal capitolo 2, leggeremo dal
versetto 5 fino al 17. Abacuc. Se abbiamo preso, fratelli cari, vogliamo anche pregare insieme. Abacuc 2, versetto 5 al 17. Se abbiamo preso, vogliamo alzare questa spada in alto per la parola di Dio, vogliamo pregare insieme. Signore Dio Padre, ancora in questa sera veramente con gratitudine, Signore, noi ci accingiamo, Signore, a meditare, Signore, su questa parola meravigliosa. Questa parola che ancora in questa sera, Signore, vuole indicarci, indirizzarci, ma soprattutto vuole consigliarci, Signore, perché Tu ami, Signore, i Tuoi figli e vuoi ogni giorno consigliare al meglio quale sia il percorso, la strada da percorrere, Signore. Noi Ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per come ci doni questa parola che viene dall'alto e voglio ringraziarti personalmente, papà, per la grazia, il privilegio, l'opportunità che Tu mi doni di poterla meditare, Signore. Io chiedo come sempre, Signore, la guida, l'unzione, Signore, del Tuo Spirito sulla mia vita, Padre, affinché ogni parola, Signore, non sia mia, Signore, ma sia quella parola che viene dall'alto, guidata dal Tuo Spirito. Ti ringrazio per ogni cosa, Signore, perché sappiamo che tutti insieme riceveremo da questa parola, e perché è parola Tua, Padre, non è parola di uomini. Noi Ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Stasera vi parlerò di guai. Allora, guai, il giudizio arriverà. Il giudizio arriverà, fratelli cari, perché il Signore sta per tornare. E quando torna il Signore ci sarà anche un giudizio. Allora, vogliamo leggere insieme dal versetto 5, come dicevo, dal 2. Dice così questa parola meravigliosa, che è tutta la gloria. Inoltre il vino tradisce l'uomo superbo e così non sta a casa. Egli infatti allarga la sua avidità come lo Sheol ed è come la morte, perché non è mai soddisfatto, ma raduna presso di sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti questi non inizieranno forse a usare un proverbio contro di lui e un indovinello di scherno nei suoi confronti? Essi diranno: guai a chi accumula ciò che non è suo, ma fino a quando e a chi si carica di beni? Non si leveranno forse improvvisamente i suoi creditori e non desteranno i suoi tormentatori e tu diventerai loro preda? Poiché tu hai depredato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti depreterà a motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alle città e a tutti gli abitanti. Guai a chi è avido di guadagno malvagio per la sua casa, per porre il suo nido in alto e sfuggire al potere della sventura. Tu hai proclamato la vergogna della tua casa, sterminando molti popoli e il peccato contro te stesso, poiché la pietra griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato. Guai a chi costruisce una città con il sangue e fondi una città con l'iniquità. Ecco, non viene forse dall'Eterno degli eserciti che i popoli si affatichino per il fuoco e le nazioni si stanchino per il nulla? Poiché la terra sarà ripiena della sua conoscenza, della gloria dell'Eterno, come le acque riempiono il mare. Guai a chi dà da bere al suo prossimo, porgendo a lui la propria bottiglia e lo ubriaca per guardare la sua nudità. Tu sarai saziato di vergogna e non di gloria. Bevi anche tu e la tua incirconcisione sia messa a nudo. La coppa della destra dell'Eterno sarà rivolta verso di te e l'ignominia coprirà la tua gloria. E ancora il versetto 17 dice: poiché la violenza fatta al Libano ti coprirà e la distruzione degli animali ti riempirà di terrore, al motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alle città e a tutti i suoi abitanti. Fin qui la parola di Dio.
Vi voglio parlare in questa sera, fratelli cari, della legge del contrappasso. Che cos'è? Non è altro, fratelli cari, che una pena simile al reato commesso. Noi abbiamo letto in questa parola di Dio tutto ciò che gli uomini fanno, i popoli fanno, ma vorrei fare una premessa quanto riguarda questa parola di questa sera del profeta Abacuc. È una parola particolare perché è stata dettata in un ambiente particolare, in un tempo particolare, dove Abacuc, che è il profeta dell'Eterno, vedeva la punizione del suo popolo Israele, ma una punizione che veniva poi non da un popolo, come posso dire, che amava il Signore, ma da un popolo molto malvagio, un popolo violento, sanguinario. E quindi Abacuc, che è un uomo di Dio, dice: ma com'è possibile che, certo, Israele peccava continuamente contro il Signore perché si allontanava da Dio, e a volte il Signore, per riportarlo sulla retta via, permetteva, c'era la permissività di Dio, di infliggere, di far sì che questo popolo, attraverso forse le cattività, come succederà poi di qui a poco, per riportare questo popolo sulla retta via, per fargli capire che non onoravano Dio nella loro condotta. Quindi Abacuc però vede questa malvagità di questo popolo dell'Eterno di Israele, però vede anche che la retribuzione che sta arrivando, il contrappasso, cioè la retribuzione di questa malvagità di questo popolo di Dio, sta arrivando attraverso un popolo malvagio, che sono gli Assiri, un popolo violento, un popolo che è sanguinario, dice la parola di Dio. Ed Abacuc, fratelli cari, prega il Signore continuamente, dice: Signore, ma com'è possibile che tu permetterai che questa punizione al tuo popolo arrivi attraverso un popolo così sanguinario? Questa è la legge del contrappasso, cioè quello che uno segna, quello raccoglierà. Fratelli cari, c'è un antico modo di pensare su questo aspetto, io non so, ma penso che a volte è successo anche a noi, abbiamo detto: ma quella persona si comporta male, quella persona vive in un certo modo, dice: vabbè, ma quello che sta seminando pure quello raccoglierà, no? È un detto un po' del mondo che dice così, ma difatti io parto un po' da lontano e vi parlerò, anche se brevemente, di uno scrittore latino, di Seneca, che anche lui vedeva questa legge del contrappasso. Difatti lui, questo Seneca, che era uno scrittore nell'epoca dei Romani, vedeva l'imperatore Claudio destinato a giocare a dadi e a perdere continuamente, perché nella sua vita questo imperatore, fratelli cari, giocava, ma era un imbroglione. Quindi la legge del contrappasso era che lui lo vedeva, diciamo, dopo la vita terrena, che continuava a giocare dei dadi, ma continuava a perdere. Quindi c'era questa legge del contrappasso già nell'antichità, ma anche nella cultura italiana. Io non so chi conosce un po' la Divina Commedia, ma anche Dante Alighieri ha scritto nella Divina Commedia, fratelli cari, alcuni passaggi che sono proprio della legge del contrappasso che noi stiamo leggendo in questa parola di Dio in questa sera. Difatti dice Dante Alighieri nel terzo canto che gli ignavi li vedeva sempre correre dietro ad una bandiera senza sosta, perché nella loro vita questi uomini, fratelli cari, non avevano mai preso una posizione, quindi correvano dietro una bandiera che questo correre non aveva mai fine, perché non avevano quelle persone mai preso una posizione nella vita, sempre a correre di qua e a correre di là. E quindi anche Dante Alighieri vedeva questi uomini, diciamo, correre, diciamo, senza mai stancarsi dietro una bandiera che purtroppo era inarrivabile. Ma anche nel secondo canto, fratelli cari, qui vedeva gli astrologi o gli indovini o i falsi profeti che con le teste girate, perché nella loro vita, fratelli cari, non avevano mai guardato avanti. Ecco, vedete, per portarti alla parola di questa sera. E qui anche Abacuc, fratelli cari, questo uomo di Dio vede la retribuzione che sta arrivando al popolo di Israele. E dice la parola di Dio che la retribuzione proprio di questo popolo arriva attraverso un popolo malvagio, un popolo sanguinario, che sono gli Assiri. Ora, ma cosa vuole dirci la parola di Dio in questa sera? Vi ho fatto un quadro un po'
scabro, no, nero, me l'ha detto anticipatamente, però sapete la parola di Dio poi alla fine viene sempre per consolarci. Quindi stiamo capendo che anche diciamo nel mondo antico ma anche moderno molti pensano che c'è la retribuzione, quindi quello che tu semini quello raccoglierai. E io penso che anche oggi noi vediamo un mondo intorno a noi che sta seminando, chi semina guerra, chi semina tante cose per arrivare al Dio denaro, per arrivare al potere. Questi uomini, fratelli cari, queste persone pensano di scampare perché pensano di vivere questa vita nella loro agiatezza, nella loro ricchezza e pensano che questa vita finisca così. Ma la vita non finisce così, fratelli cari, perché alla fine ci sarà un giudizio e il giudizio arriverà. Il giudizio arriverà, fratelli cari. E infatti dice la parola di questa sera, quest'uomo sta vedendo che arriva a questo giudizio di Dio e gli diceva il Signore, e dice proprio a questo profeta, se tarda questa mia parola, ma tu aspettala. Il giudizio arriverà, fratelli cari, anche se noi vediamo che il tempo passa e trascorre, ma il giudizio arriverà, il Signore tornerà, perché quando il Signore tornerà porterà con sé il giudizio di quello che hanno seminato bene, cioè seminato bene per tra virgolette, ma di quelli che hanno riconosciuto Gesù e di quelli che hanno rinnegato Gesù. Ci sarà un giudizio, fratelli cari, e noi siamo di quelli, fratelli cari, che stiamo aspettando questa giustizia di Dio, perché anche se ci vediamo intorno vediamo tante cose negative, a volte diciamo come questa giustizia italiana non funziona, no? Ognuno di noi ha detto, a volte vediamo dei processi incredibili dove delle persone, pur avendo fatto delle cose così negative, malvagie, eppure diciamo vanno in galera per pochi anni. A volte anche noi diciamo, ma com'è possibile che un giudice abbia dato a quella persona questi pochi anni? Farà il bravo per poco tempo, poi uscirà. Tutti ci lamentiamo di questo, fratelli cari, ma la giustizia di Dio arriverà. Si può sfuggire, fratelli cari, alla giustizia di questo mondo terreno, ma non si sfuggirà alla giustizia che arriverà quando il Signore la porterà con sé. Allora siamo tutti sotto giudizio, fratelli cari, ma dice questa parola meravigliosa di quest'uomo di Dio che il giusto vivrà per fede. Noi scamperemo, fratelli cari, a questa giustizia per la fede, per il credere in Cristo Gesù. Io voglio invitare a coloro che ci seguono da casa, e spero che siano numerosi, ad accettare in questo tempo Gesù, perché il giudizio arriverà e ci sarà, la giustizia di Dio arriverà e ci sarà, ma se noi vogliamo scampare, a chi ci ascolta anche da casa, l'unico via per scampare a questo giudizio che si sta battendo sul mondo, fratelli cari, è avere fede in Cristo Gesù, riconoscere che Gesù è il nostro unico e personale Salvatore, colui che ha dato la sua giovane vita, ha versato il suo sangue affinché noi non cadessimo sotto questo giudizio. E grazie a Dio per questo. E Dio, fratelli cari, questa possibilità, se così la possiamo chiamare, l'ha data a tutti, perché è scritto nel Vangelo di Giovanni 3,16, conoscete meglio di me questo passaggio, là si esprime tutto l'amore di Dio per il mondo, fratelli cari, perché là dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi, fratelli cari, Gesù ha dato la salvezza e può dare la salvezza a quanti lo accetteranno. Dio non ha creato il mondo, la sua creatura, per condannarlo. Certo, però il giudizio ci sarà, perché attraverso Cristo noi possiamo ricevere la salvezza. E quest'uomo di Dio, fratelli cari, dice la parola, che conosce un po' questo contesto particolare, che vedeva sì arrivare questo giudizio, che questo popolo arrivava sanguinario e macinava tutto ciò che trovava sotto il suo cammino, sotto i loro piedi. Ma dice la parola di Dio, dice quest'uomo, io aspetterò. E un altro passaggio della parola di Dio, lui dirà, anche se l'olivo non farà più il suo frutto, il fico, e nell'estate non ci saranno gli almenti,
io starò al mio posto di guardia. Noi stiamo al nostro posto di guardia, fratelli cari, perché se anche un tempo che noi stiamo attraversando difficoltà, problemi, afflizioni, malattie, perché ci sono, fratelli cari, è inutile girarci dall'altra parte, perché quando piove piove sul giusto e sull'ingiusto. Ma Dio in questa sera mi invita, a me, a te, a chi ci ascolta da casa, a guardare oltre quello che sto vivendo in questo tempo. Forse un'ingiustizia, forse una malattia, forse altre situazioni che stanno attanagliando la mia vita, e penso che questa sia la vita, sia il tempo. No, fratelli cari, se anche sto vivendo un tempo particolare dove forse mi guardo intorno e dico com'è possibile, a volte succede nella nostra vita, c'è anche un passaggio della parola di Dio che dice che noi forse siamo a volte portati a guardare gli altri e a pensare quasi che l'empio prospera. Forse l'abbiamo detto, fratelli cari, abbiamo strizzato un po' gli occhi tutti. Dice, ma io servo il Signore, eppure io attraverso dei momenti difficili della mia vita, eppure c'è quella persona che è un empio, fa cose malvagie, cattive, eppure mi sembra che prospera sempre. Ma il Signore non ti dice di guardare quell'empio che prospera, che quella prosperità finirà, perché la vera prosperità è in Cristo Gesù. Il vero bene è in Cristo Gesù. Allora, fratelli cari, in questa sera il Signore ci invita a guardare avanti con speranza. Anche se tu stai vivendo un momento difficile e particolare, per qualsiasi sia possa essere il problema, ma Dio ti invita a guardare avanti come faceva con quest'uomo di Dio, pur vedendo arrivare il giudizio di questo popolo, quindi a portare in cattività Israele, ma lui rimaneva come una sentinella al suo posto di guardia e dice: Signore, io non mi muoverò di qua, perché la mia fede mi preserverà da questo giudizio che sta arrivando su questo popolo. E la nostra fede, fratelli cari, ci preserverà dal giudizio che si abbatterà su questo mondo. Ma non perché noi vogliamo gioire, perché il Signore abbatterà il suo giudizio su questo mondo. Noi non gioiamo, anzi noi preghiamo: Signore, tarda, Signore, tocca i cuori, Signore, fa che veramente tanti in questo tempo possano comprendere e capire che i tempi veramente sono accorciati, ma che la vera salvezza è in te, che la vera giustizia certo arriverà con te, ma la salvezza che ci permetterà, fratelli cari, di scampare a questo giudizio di Dio è in Cristo Gesù. Accettalo. Chi mi sta ascoltando in questa sera, non solo qui, ma anche per il web, accettalo adesso. Accetta il Signore, ricevilo nella tua vita come unico e personale Salvatore, perché solo per la fede in Cristo Gesù noi vivremo. E Abacuc, fratelli cari, nel versetto 2-4 che conosce, lui dice: il giusto vivrà per fede. E su questo versetto della parola di Dio è arrivata la riforma protestante di Martin Lutero, perché in quel tempo, fratelli cari, la Chiesa Cattolica predicava l'indulgenza. Io davo e mi riservavo anche in paradiso, più donavo le mie ricchezze, più accumulavo, tra virgolette, tesori in alto. Ma quest'uomo ebbe una rivelazione meravigliosa attraverso la parola di Dio e disse: non è per questo che io un giorno andrò dal Signore, non perché io verso le mie ricchezze nelle casse della Chiesa, ma per la mia fede in Cristo Gesù. Allora, fratelli cari, dice questa parola, io ho letto nel versetto 6, 9, 12 e 15 dei guai, cioè del contrappasso di uomini che facevano determinate cose e quindi riceveranno questa retribuzione. Ma anche Gesù, fratelli cari, ha parlato di guai, e io vi ho letto nella parola di Dio nell'Antico Testamento, e precisamente in Luca capitolo 6, leggiamo insieme per amor di verità. Luca 6 dice così, il versetto è il 24 fino al 26, dice questa parola:
Ma guai a voi ricchi, perché avete la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi, perché avete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi, tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri loro verso i falsi profeti. Quindi anche Gesù, fratelli cari, parlerà di guai e parlerà di contrappasso, cioè quello che uno semina, quello raccoglie. Qui sta parlando, fratelli cari, diciamo a degli uomini che, come abbiamo letto, si rallegravano di quello che avevano, cioè i ricchi della loro ricchezza, si rallegravano di continuamente rideva, poi dice il Signore, ma chi continuamente ride poi ci sarà il tempo che piangerà. E c'è l'altra parte che dice che allo stesso modo facevano anche i vostri padri verso i falsi profeti. Vedete, una bella faccia davanti, però poi come facevano un po' col Signore, no? I farisei di quel tempo, ipocriti che cercavano in qualche modo di portare al Signore delle belle parole. Vi ricordate, ognuno di loro portava delle belle parole, poi dietro a quel discorso cercavano sempre di ingannare il Signore. Erano degli ipocriti, dei falsi. E quindi anche il Signore parlerà di questo, fratelli cari, cioè di uomini che la loro condotta è macchiata, quindi riceveranno la giusta retribuzione per chi non lo riconoscerà, per chi non lo accetterà. E continuando, fratelli cari, c'è anche, io ho parlato di 3 guai che il Signore parlerà di queste classi di uomini, ma ci sono 8 guai per i religiosi che io voglio condividere con voi, sempre leggendo dal Vangelo, poi questa volta di Matteo, il 23, dice così. Qui si rivolge proprio ai religiosi. Signore, scampaci dall'essere religiosi. Noi vogliamo avere un cuore puro, Signore, non vogliamo vivere nella religiosità o fare cose per apparire agli altri, no, Signore. Liberaci da tutto questo. Ma nel capitolo 23, dal versetto 13, dice questa parola, leggeremo fino al 36. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché non entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e per pretesto fate lunghe preghiere, per questo subirete una condanna più severa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete il mare e la terra per fare un proselito e quando lo è diventato ne fate un figlio della gemme il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno ha giurato per il Tempio non è nulla, ma se ha giurato per l'oro del Tempio è obbligato, stolti e ciechi. Perché cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno ha giurato per l'altare non è nulla, ma se ha giurato per l'offerta che ti è sopra è obbligato, stolti e ciechi. Poiché cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per quanto vi è sopra. Chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, dell'anete e del comino ne trascurate le cose più importanti. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'anete, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia, la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e di temperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno della coppa e del piatto affinché anche l'esterno sia pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine.
Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti. E dite: se noi fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro né l'uccisione dei profeti. Così dicendo voi testimoniate contro voi stessi che siete figli di coloro che uccisero i profeti. Voi superate la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come sfuggirete al giudizio della gente? Perché ecco, io vi mando dei profeti, dei savi, degli scribi, di loro ne ucciderete e crocificerete alcuni, altri ne flagellerete, e nelle vostre sinagoghe li perseguirete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Berachia, che uccideste fra il tempio e l'altare. In verità vi dico che tutte queste cose ricadranno su questa generazione. È dura questa parola, fratelli cari, è dura. Ma sia ringraziato il Signore, fratelli cari. E vedete, noi siamo di quelli che, pur avendo letto tutto quello che abbiamo meditato su questa parola, di tutto ciò che sarà riservato agli uomini, ai ricchi, ma noi non disprezziamo la ricchezza, fratelli cari. Il problema è come viene usata la ricchezza. Noi non la disprezziamo, chi ci ascolta pensa, dice: ma questi sono contro i ricchi. Non siamo contro i ricchi, noi sappiamo che anche la ricchezza arriva dal Signore, ma il problema è, fratelli cari, che io non devo essere servo della ricchezza, ma che quella ricchezza dovrebbe servire per aiutare molte persone. Infatti oggi nel lavoro si discuteva proprio dei colleghi di lavoro, si parlava proprio di questo, di questi grandi contratti che stanno facendo non solo i calciatori, ma un po' a livello mondiale, di questo evento che c'è stato a Venezia, di quest'uomo, uno dei più ricchi del mondo, no? E la gente diceva: ma com'è possibile che queste persone così ricche vivono nello sfarzo, distruggono milioni e milioni di dollari, di euro, e poi non guardano alla persona forse che sta accanto a loro e che nel bisogno. Anche Gesù, fratelli cari, ha parlato di questo, perché nella parabola, fratelli cari, il mendicante Lazzaro, il Signore parlerà proprio di questo, di un uomo che viveva nello sfarzo, nella lussuria, in vesti di bisso, di lino, viveva splendidamente, dice la parola di Dio. Il problema di quest'uomo, fratelli cari, che alla sua porta c'era un poveretto, dove dice la parola di Dio che anche i cani andavano a leccare le sue ferite, talmente che era messo male. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che quest'uomo viveva splendidamente, entrava, usciva e non si curava di quel poveretto che stava lì. Poi alla fine, fratelli cari, è arrivato il giudizio, dice il Signore, perché il giudizio arriverà. E dice che l'uomo ricco, fratelli cari, è andato nel fuoco della cella, e il poveretto, fratelli cari, come retribuzione del contrappasso della sua vita, una vita di sofferenza e di difficoltà, è stato accolto nel seno di Abramo. E anche lì, fratelli cari, quell'uomo dettava legge, alza gli occhi e dice vicino al padre Abramo: padre Abramo, comanda che qualcuno vada a intingere il suo dito per rinfrescarmi un po' le labbra, perché qui c'è il fuoco. C'è il fuoco, fratelli cari, ma grazie a Dio che noi scamperemo a quel fuoco. E ne vogliamo pregare, fratelli cari, che molti scamperanno a quel fuoco, perché il giudizio arriverà. E non perché noi vogliamo dire che il Signore debba condannare, anzi, noi dobbiamo pregare che Dio debba salvare, fratelli cari. Certo, il Signore ci ha fatto grazia, perché dice la parola di Dio che alla fine, in questa parabola che vi sto elencando del ricco e mendicante Lazzaro, ci sarà un giudizio, fratelli cari. E il giudizio c'è. Si andrà nel fuoco eterno per chi non ha riconosciuto Gesù, e si andrà nel seno di Abramo, che rappresenta un po' la presenza di Dio, quelli che hanno riconosciuto Gesù. Ma vedete questa parabola anche qui, fratelli cari, due uomini che nella loro vita, uno poteva dire: Signore, ma dove sei?
perché la mia vita è fatta di triboli, di afflizione, di malattia, perché dice la parola che anche i cani andavano a leccare le sue ferite. Pensate un po', non solo era povero, era abbandonato da tutto e da tutti, ma era anche ferito. E i cani andavano a leccare le sue ferite. E quindi una vita di sofferenza, fratelli cari, una vita di problemi, di afflizioni, di pensieri, perché a volte è difficile, fratelli cari, quando ci capitano delle cose sulla nostra vita, a volte è difficile non guardare oltre. Ci confrontiamo con gli altri, facciamo il paragone, strizziamo l'occhio, fratelli cari, e a volte forse abbiamo anche detto: Signore, ma tu dove sei? Dove sei, Signore? Non guardi la mia infermità, non guardi la mia povertà, non guardi la mia afflizione, non guardi il mio lutto, non guardi, Signore Dio. Ma forse ti sei voltato dall'altra parte? No, Dio non si è voltato dall'altra parte, fratelli cari. Perché se la parola di Dio in questa sera, vedete, ci ha elencato tutti questi guai, tutte queste difficoltà, parlando dell'uomo religioso, dell'uomo ricco, dell'uomo ipocrita. Il Signore ha parlato di tutto e di più, fratelli cari, ma alla fine, fratelli cari, dice la parola di Dio che il giudizio arriverà. Dirà ad Abacuc: se in questo giudizio tu pensi che tarderà, aspettalo, anzi, disse il Signore, incidilo su delle tavole di pietra affinché si possa riconoscere. E questo è stato inciso su questa parola, fratelli cari. Questa parola è arrivata fino a noi, affinché noi possiamo comprendere che il giudizio ci sarà, fratelli cari, che la retribuzione di quello che uno ha seminato arriverà, fratelli cari. Noi diciamo grazie a Dio perché non rientriamo in questo elenco che abbiamo letto in questa sera, gli uomini religiosi, perché Dio, fratelli cari, non ama gli uomini religiosi. Dio ama un cuore sincero, arreso, che anche in questa sera, se forse noi stiamo vivendo un momento difficile, particolare, e forse abbiamo strizzato l'occhio, abbiamo detto: Signore, dove sei? Perché hai visto che l'Empio prospera e che la tua vita è una vita di difficoltà. In questa sera il Signore ti dice: io sono qui per aiutarti, per sostenerti, non per darti un giudizio. Perché se il Signore in questa sera è il tuo cuore che si arrende, che lo cerca, che chiede perdono, come chi ci ascolta da casa, c'è tempo ancora, fratello, sorella, che ci stai ascoltando. Ma il giudizio ci sarà. Il Signore tornerà e porterà con sé la giustizia. Scambiamo da questo giudizio che arriverà su questo mondo. E grazie a Dio, fratelli cari, come noi abbiamo letto in questa sera, noi siamo un popolo che guardiamo oltre quello che stiamo vivendo. Noi viviamo nella speranza della vita eterna, fratelli cari. E se per questo è un momento di afflizione, di problematica, guarda avanti, perché tutto finirà, ma alla fine ci sarà una retribuzione, un contrappasso di quello che tu hai vissuto, di quello che tu hai predicato, per la tua fede, che è stata una fede inattaccabile, che non si è indietreggiata, che non è rinnegato il Signore. Allora questo è il tempo, fratelli cari, di stare come quest'uomo di Dio, come una sentinella, e dice: io non mi muoverò, io starò al mio posto. Non indietreggerò anche se il giudizio arriverà, perché io so che il giusto vivrà per fede, per la fede in Cristo Gesù. Noi vivremo, fratelli cari, noi scamperemo il giudizio che si abbatterà su questo mondo. Allora fatti forza in questa sera, perché il Signore ci ha dato una parola di speranza, perché se guardiamo il mondo, fratelli cari, che forse il ricco continua a prosperare, io non so chi legge un po' anche le cose di questo mondo, io li leggo, e si dice che negli ultimi anni, fratelli cari, i ricchi hanno arricchiti ancora di più e i poveri si sono impoveriti ancora di più. Ma questo non ci deve sgomentare, fratelli cari, pensando che il ricco prospera in tutte le sue cose. No, fratelli cari, la vera prosperità, la vera benedizione, la vera abbondanza, la vera ricchezza, ma soprattutto la vera vita in Cristo Gesù, fratelli cari. Questa è la verità, e quindi questo è un tempo di guardare oltre, avanti, di non arrenderti, di non indietreggiare anche se stai attraversando un momento difficile,
perché ci sarà una retribuzione. Tu stai sulla breccia, fermo, anche se stai soffrendo, stai fermo, perché la tua retribuzione sarà grande nei cieli. Sarà grande nei cieli, perché Dio guarderà e vede che anche nelle tue difficoltà, nella prova, nelle afflizioni, nella malattia, tu sei stato fermo, sei stato integro, la tua fede non ha vacillato, hai aspettato, hai saputo aspettare. Io aspetterò, Signore, la tua venuta. Amen. Perché so che vivrò per fede. Amen. Supererò, Signore, quel giudizio. Perché io ti ho fatto entrare nella mia vita come unico e personale Salvatore. E non mi interessa se c'è ancora un tempo di sofferenza o di difficoltà, non mi interessa. Voglio guardare avanti, oltre. Perché so, Signore, che tu stai tornando. E noi vogliamo, fratelli cari, tutti insieme andare con Gesù. Amen. Noi vogliamo andare con Gesù tutti insieme e il Signore vuole che questo mondo vada con Lui. Allora chi ci ascolta da casa, accettalo in questa sera. Non sono favolette, questa è parola di Dio, è verità. Questa è la parola di Dio, questa è la verità, non quello che dicono gli uomini di questo mondo o i potenti di questo mondo, tra virgolette, i potenti. Che dice la parola di Dio che la gloria dell'uomo è come l'erba del campo. Adesso c'è, poi basta un piccolo venticello e questa gloria passa come un vento. Ma noi siamo destinati alla gloria. Amen. Noi siamo destinati ad una gloria perenne, eterna, che non passerà mai. Allora in questa sera fatti forza, fatti coraggio. Ti ho fatto un quadro quasi nero, ma non è nero, fratelli cari, perché Dio ha messo speranza nel nostro cuore, ha messo la vita eterna. E questa vita eterna è in Cristo Gesù. Allora incoraggiamo, fratelli cari, incoraggiamoci a vicenda, incoraggiamo questo mondo a dire scappa da questo giudizio che si abbatterà, scappa, ricevi Gesù nella tua vita, perché Egli è la soluzione, è la via, la verità, è la vita, è Lui che ne possiamo scappare a questo giudizio. Allora tutti insieme guardiamo avanti, oltre, perché questa è una parola di speranza, fratelli cari, non di guai, come vi ho detto prima, perché i guai ci saranno per chi non accetterà Gesù per la loro condotta. Ma noi grazie a Dio, Signore, ci ha fatto grazia, grazie papà. Noi non eravamo migliori degli altri, ma ti diciamo grazie papà, che ci ha scampati, Signore, a questo giudizio. E ne vogliamo pregarti questa sera, voglio invitare di noi i miei fratelli insieme a lodare, ad adorare il Signore, a ringraziare il Dio per questa parola che ci mette speranza nel cuore, che ci fa guardare avanti con fiducia, anche se stai attraversando un momento difficile e particolare. Guarda oltre, guarda la tua ricompensa che è meravigliosa e straordinaria nel cielo che Dio ha preparato per te. Questa è la ricompensa, questa è la retribuzione dei figli di Dio, fratelli cari. E noi vogliamo ringraziarti papà, vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Vogliamo ringraziare il Signore. Guarda oltre, guarda avanti. Non focalizzare il momento che stai vivendo, le tue difficoltà, la tua prova, la tua morte. Non la guardare adesso, ma resta sulla breccia. Perché è scritto nella parola, come abbiamo letto, che il giusto vivrà per fede. E noi siamo giustificati per la fede in Cristo Gesù. Grazie papà. Sei meraviglioso papà. Sei meraviglioso. Sei meraviglioso papà. Noi in Cristo abbiamo un contrappasso alla rovescia. In Cristo. Grazie papà. Grazie Gesù. Questa speranza, questa salvezza che sono nelle nostre vite papà. A te la gloria Gesù. A te la gloria. A te la gloria. A te la gloria papà. A te la gloria Signore. Grazie Padre.
Udite le mie viscere fremente da quella voce, le mie ossa tremarono, un tardo entrò nelle mie ossa e fui preso da gran paura dentro di me. Tuttavia, rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade, anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente, i campi non daranno cucino, anche se le greggi scompariranno dai rovini e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare nelle mie alture. Amen. Queste sono le promesse di Dio. Alleluia. Questa è la promessa di Dio. Noi resteremo al nostro posto e non ci muoveremo, anche se vedremo intorno a noi disastri, difficoltà, ma noi non ci muoveremo, perché il Signore è la nostra forza e noi ci rallegreremo nell'Iddio della nostra salvezza. Vogliamo adorarlo ancora, vogliamo ringraziarlo ancora con tutto il cuore, vogliamo esultare nel Dio della nostra salvezza, colui che ci ha fatto grazia. Che la gloria, papà. Tu sei il principio, tu hai l'eternità, chiamasti il mondo all'esistenza.
offrire tutto il mio cuore, completamente a Alleluia, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci hai aperto, Signore, una speranza, una salvezza, perché in te, Signore, c'è un contrappasso al rovescio, è un contrappasso di salvezza, papà. Amen. E noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, papà. Grazie Dio. Ti benediciamo, Signore, perché in questa sera veramente la tua presenza è stata forte, tangibile. La tua parola, Signore, ha penetrato il nostro cuore, Signore. Grazie, grazie, Signore Dio. Meraviglioso sei, papà. Sei meraviglioso, papà. Sei meraviglioso. Sei meraviglioso, papà. Sei meraviglioso. Vogliamo stare ancora nella presenza di Dio. Vogliamo stare ancora qui, Signore. Non vorremmo mai distaccarci, Signore, da te, Padre. Mai, Signore, allontanarci dalla tua casa. Perché qui che troviamo riposo, ristoro, forza, coraggio. Grazie, papà. Grazie, papà. Sei degno. Sei meraviglioso, Gesù. Sei meraviglioso. Passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, hai una fine. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, sarà poco ma so che meglio da fine ad è un cuore che canta adesso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, sarà poco ma so che meglio da offrire ad è un cuore che canta oh, anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Oh, anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo.
cuore che canta. Grazie Signore, perché attraverso la fede, papà, noi possiamo vedere un disegno di salvezza che tu hai progettato fin dalla fondazione del mondo in Cristo Gesù. E ti ringraziamo per come ci hai inserito in questa salvezza, Signore. Grazie papà. Caro Padre, vogliamo ringraziarti e benedirti, ma permettimi, papà, ancora di potervi pregare per tutti gli ammalati del tuo popolo, Padre. Ma in questa sera voglio pregarti anche per mia nipote, Signore. In questo modo, Signore, la tiroide, Signore, sia una bugia del diavolo. E che noi in questa sera vogliamo prendere autorità e svergognare questa bugia del diavolo nel nome di Gesù. Vivi nelle tue mani, Signore. Anche questo, papà, sarà per la tua gloria, come tanti ammalati, Signore, dove tu manifesterai la guarigione, Signore, in questo, per dare solo onore e gloria a te, Signore. E in questa sera vogliamo ringraziarti e benedirti, papà, per tutto quello che tu hai preparato per noi, Signore. Veramente ci hai fatto sedere, Signore, ad un tavolo non bandito, Signore, ricco, papà, di cibi succulenti, papà. E noi abbiamo potuto gustare la tua presenza, la tua parola, quella parola che ancora è scesa nelle viscere più profonde delle nostre vite e ci ha dato speranza, ci ha dato gioia, Signore, e consolazione. Ti prego ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Padre, e di continuare a benedirci, a vedere sulle nostre vite anche in questa notte. E se domani ancora tu ce lo doni, papà, aiutaci, Signore, come abbiamo letto in questa parola, ad essere, Signore, delle sentinelle, papà, e saper aspettare, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno.